tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci ritroviamo nuovamente qui, introdotti all'interno del nostro contesto italico. Bene, come avete ben potuto vedere all'interno dei gameplay precedenti siamo riusciti appunto poco tempo fa a ottenere il controllo di Roma. Certamente siamo riusciti a introdurci con il nostro grande esercito di campioni d'Albione e dopo una battaglia non molto pesante siamo riusciti a entrare in città senza appunto resistenza. Siamo riusciti quindi a ottenere il controllo di questa bella cinta muraria e abbiamo anche maturato ottime esperienze per quanto riguarda il nostro generale principale. Allora, vedremo di renderlo come al solito sempre più autorevole per evitare che le nostre truppe scappino durante la battaglia e quindi renderci sempre più offensivi nei riguardi della penisola. Allora, come avete ben potuto vedere all'interno dei nostri obiettivi principali, sicuramente per condurre una bella vittoria militare dobbiamo ottenere il controllo della provincia Italia. Andiamo all'interno della mappa conquista per capire meglio di quello che stiamo parlando. Allora, potete ben notare che la provincia Italia si suddivide in tre sezioni molto importanti, ovvero la prima parte che appartiene a noi stessi, una sezione appartiene agli Elvezi e un'altra per adesso a Cartagine. Allora, io direi ragazzi di concentrare la nostra attenzione per adesso nei riguardi di Roma, conquistando l'ultima provincia appartenente a essi, ovvero l'insediamento di Cosenzia, ovvero una parte della Magna Grecia, e magari riuscire a definire il nostro aspetto in Italia secondo due fronti. Abbiamo ancora 2 unità navali, addirittura 3 unità navali che sono proprio dirette verso questa zona. Abbiamo ovviamente il nostro generale Vano con la truppa icenica del sud della provincia che sta per imbarcarsi, per avviarsi ovviamente nel territorio italico, ma abbiamo anche il nostro generale Gaisio che comanda l'esercito più imponente del nostro grande accampamento bellico, ovvero è l'esercito che appunto contiene i 2 onagri da combattimento pesante. Date un'occhiata, eccoli qua, vediamo un pochettino. Ecco, perfetto, visto che abbiamo anche ottime possibilità di movimento, io direi di condurre questa bella imbarcazione proprio nei riguardi della cittadina di Cosenzia, che non affaccia sul mare, però c'è una specie di golfo da queste parti che può essere sfruttato per un ottimo sbarco, per un ottimo approdo e conquistare definitivamente questa cittadina. Per quanto riguarda queste 3 unità d'attacco che abbiamo disponibili, io direi per adesso a Roma di lasciare questo bell'esercito per riformare l'apparato amministrativo ed economico. Potete vedere che abbiamo delle particolari costruzioni per adesso in coda, e questo esercito guerrieri del Guado vedremo di utilizzarlo per definire il nostro aspetto vittorioso proprio all'interno del contesto dell'Adriatico. Andremo a conquistare direttamente la cittadina di Arminium, eccola qui, proprio con la nostra armata principale. Allora, intanto questa unità navale che abbiamo nel nord, eccola qui, vediamo di portarla immediatamente dalla nostra parte, vediamo di farla imbarcare immediatamente. Perfetto, le spade del potere vi ricordo che sono molto utili nel combattimento perché hanno armi di livello 2 e quindi hanno una capacità di combattimento superiore alle altre, quindi questa la utilizzeremo magari più avanti se intraprenderemo in futuro una bella guerra con Sparta. Allora, io direi di non rimanere ragazzi con le mani in mano e aspettare qualche altro turno, perché i turni sono sicuramente importantissimi. Prima però di cominciare la nostra nuova campagna militare vorrei portare qualche agente, qualche comandante immediatamente nel nostro contesto di guerra. Allora, il nostro esploratore Dumelono, eccolo qua, scusate se non lo so pronunciare, però lanciamolo immediatamente nel nostro contesto di guerra. Ovviamente anche il nostro caro amico Honorix, eccolo qui, vediamo di farlo avvicinare alla provincia romana, proprio da queste parti. Allora, per quanto riguarda la nostra provincia nel sud, vediamo quello che sta succedendo. Innanzitutto abbiamo ultimato il nostro bosco di Rosmerta, lo convertiremo in altare di Rosmerta a breve, mentre a Gadira potete ben notare che abbiamo finalmente distrutto il vecchio edificio e lo convertiremo in un edificio religioso. Ottimo, va bene. Per quanto riguarda Tarraco non ci sono particolari problemi, aumenteremo il nostro bosco di grado, lo renderemo altare per svincolare la flotta che abbiamo appunto nascosto nel nostro porticciuolo. Benissimo, per quanto riguarda le altre province non ci sono particolari problemi, tranne Nemossus, ma abbiamo 72 punti di favore, quindi non ci sono grossi problemi, mentre a Bibracte potremmo addirittura rimodernare il terreno recintato in una riserva, precisamente a Namnetum ragazzi, mentre nella nostra provincia di Bibracte un po' no, l'ordine pubblico per adesso non ci serve, non cerchiamo di spendere soldi per qualcosa che non ci interessa, quindi io direi addirittura di aumentare il nostro campo in fattoria per avere quasi il doppio del cibo, però consumando un pochettino di ordine pubblico, perché adesso il cibo inizia a scarseggiare. Anzi, visto che nel sud avevamo delle pescherie disponibili, se non sbaglio, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Ridurrebbe l'ordine pubblico ancora di un po', però io direi di aspettare che venga completato l'altare di Rosmerta. Passiamo il turno.
Ben ragazzi, come potete vedere ci siamo introdotti nuovamente nel contesto romano, ecco che appunto gli eserciti romani si fanno vedere appunto al confine, tocca anche a Sparta, vediamo quello che hanno intenzione di fare, addirittura la cittadina di Neapolis è assediata, potete vedere ragazzi in fondo, da un bel soldato spartano che con la spada appunto si accinge a colpire la bella cittadina, però per adesso sta andando tutto bene. Allora ragazzi, nei prossimi giorni arriveranno dei nuovi gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag, è un paio di giorni che non ci gioco e mi era venuta nuovamente la voglia di rigiocare, per adesso noi chiudiamo l'accordo, appunto dobbiamo ritrovare ancora le 4 chiavi, vi ricordate, siamo proprio immersi all'interno della nostra storia, cercheremo quindi di andare avanti. Come vi ho appunto detto arriveranno dei nuovi gameplay di Euro Truck Simulator 2, precisamente ho aspettato un paio di settimane per far accumulare un bel po' di domande per quanto riguarda il Fuck You Time, per raggiungere quindi il terzo gameplay del Fuck You Time di Euro Truck Simulator 2, quindi arriverà un gameplay tra tante proprio questi argomenti che appunto vi ho citato. Comunque adesso cerchiamo di concentrarci sempre di più sulla nostra campagna. A proposito, ho visto che vi è piaciuto tanto il gameplay di Runway Road Adventure, ho visto davvero molti commenti positivi rispetto a quelli negativi e quindi davvero lo continuerò. Intanto un intrigo politico. Allora, ovviamente l'impero si fa più grande, grandi anche problemi, grandi responsabilità. Chi è? Che cosa sta succedendo? Intanto ci hanno affidato l'obiettivo di reclutare un dignitario, un tratto acquisito per il nostro grande nobile generale e la costruzione per adesso completata. Va bene, allora io direi per adesso di dirigere il nostro esercito dei vincitori di Ubrauco proprio nei riguardi della cittadina romana di Cosenzia. Cerchiamo di sbarcare ragazzi proprio da questa parte, perfetto, possiamo sbarcare, ci metteremo in modalità attenzione! Eccoci qua, abbiamo sia la legione terza Frenetis, addirittura la quinta legione Adule, eccola qui con delle cavallerie che si possono notare appunto all'orizzonte. Però intanto sbarchiamo con il nostro signore della guerra e cerchiamo di rompere un po' le scatole assassinando magari il generale principale con, dannazione, non abbiamo neanche la possibilità di farlo, sovversione militare invece dimostrazione di forza, riduce il morale e il bonus di carica di tutte le unità. Va bene amico mio, provaci, magari con un 67% ce la puoi fare, vediamo quello che intende fare il nostro grande ragazzone. Non riuscito, un grande fallito, abbiamo arruolato un fallito ragazzi, va bene. Intanto vediamo quello che possiamo combinare. Qui Sparta sta tentando di conquistare la cittadina cartaginese, quindi la situazione mi sta facendo cambiare un po' il piano ragazzi. Intanto da queste parti abbiamo ottenuto l'alloggio degli artigiani e renderemo questa zona proprio una vera e propria officina, un vero e proprio fabbro per, vediamo un po', creare unità d'attacco. Allora, possiamo creare addirittura una balista, però io direi, allora, qui a Roma abbiamo una fornace del bronzo che sicuramente proviene dall'officina del bronzo, una sorta di evoluzione, quindi un fabbro potrebbe stare abbastanza bene all'interno di questa ubicazione principale. Allora, visto che Sparta sta per essere conquistata, vediamo se portassimo fuori l'esercito cosa accadrebbe, vediamo un pochettino, un attimo. Ah, l'ordine pubblico continua a rimanere costante, invariato, e questa è sicuramente una bella notizia. Come dire, Roma soprattutto non era sopportata neanche dai propri cittadini, quindi vediamo di introdurci all'interno del contesto elvetico in maniera decisa. Allora, possiamo arruolare qualche altra unità? Purtroppo no, siamo in una zona abbastanza strana, quindi per adesso vediamo di mantenerci in queste condizioni. Un bel assedio lo potremmo condurre da questa parte, credo che ne usciremo anche vincitori, mentre con questo esercito attenderemo a se magari Sparta conquistasse questa regione, vedremo di lanciarci alla conquista. Intanto qui sta arrivando un'altra bella unità, le spade del potere sono proprio all'attacco. Allora ragazzi, vi ho citato, facciamola arrivare intanto, vediamo di portarla immediatamente sul fronte principale, benissimo. E passiamo un attimino il turno. Allora, diamo un'occhiata. Vi avevo citato appunto di espandermi verso sud, proprio riuscire a conquistare tutta la sezione appunto della penisola italiana, la quale appunto ci interessa. Però visto che a nord siamo bloccati dai reti e sicuramente a sud dalla Libia, io direi adesso, dopo aver ultimato, oh quanti eserciti, attenzione, e dopo aver ultimato il nostro controllo della penisola italiana, a esclusione ovviamente della Sicilia, vedremo di dirigerci verso il Peloponneso, quindi completamente verso oriente. Magari se riuscissimo a dichiarare guerra a Sparta proprio adesso, avremo ottime possibilità di espanderci proprio in Grecia e andare quindi a conquistare l'intero territorio che si ritrova appunto da quelle parti, lo stretto dei Dardanelli, l'Asia minore e tutta quella zona. Quindi per adesso cerchiamo di porre come nostro obiettivo questo, però dobbiamo ricordarci che la Suebbia è un altro particolare territorio da conquistare, quindi ricordatevi quell'armata che abbiamo ancora nella cittadina di Namnetum che servirà più avanti. Intanto vediamo quello che possiamo combinare quest'oggi.
Allora, io non lo so, però probabilmente stipulerò una bella alleanza con i Reti, che sono ovviamente una popolazione fantastica, sia a livello economico che a livello politico, e quindi una bella alleanza potrebbe farci comodo. Intanto i Vivisci attraverso nel mar Mediterraneo a una velocità davvero magnifica, probabilmente ci stanno dando una mano. Ragazzi, non rompete le scatole anche in Italia. Ricatto, qualcuno ci sta ricattando, un ammiraglio, sta ricattando la tua famiglia, meno 2000 della nostra tesoreria, meglio ridurre la gravitas, ovvero l'importanza del nostro generale. Ovviamente le loro richieste sono state respinte, la sua reputazione è stata macchiata dai pettegolezzi. Va bene, non ci interessa, anzi è stato pure un ottimo, come dire, un ottimo fattore questo. Allora, ci ritroviamo proprio nei confronti. Attenzione ragazzi, siamo rimasti bloccati. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Da queste parti mi sa che ci sono problemi, poiché Roma ha disposto proprio dalla sua parte diversi eserciti che aveva nascosti. Vediamo un pochettino. Tre legioni appunto nei riguardi del nostro unico esercito icenico, i vincitori di Obrauco. Voi ragazzi li conoscete, sono dei grandi combattenti, quindi sicuramente non si faranno mettere a tacere da nessuno. Allora, io direi ragazzi per adesso di condurre i nostri guerrieri del Guado alla conquista di Neopolis, che appartiene a Sparta. Potete vedere, questa è la nostra unica occasione per prendere questo territorio. Vi ricordo che nella diplomazia Sparta, diamo un'occhiata, eccola qui, è appunto arrabbiata con noi, non è amichevole, perché abbiamo fatto trattati con la Libia, abbiamo stipulato quindi dei trattati, un supporto alla Libia, azioni militari contro Roma, che è una nazione appunto occidentale come Sparta, centrale come Sparta, scusate, inoltre non approvano quasi nulla, solo l'affinità culturale, quindi una bella guerra ci potrebbe stare appunto contro Sparta, che è determinata ma fedele. Allora io direi ragazzi che questa guerra appunto la possiamo iniziare, visto che ormai Roma non ha più nessuna carta a suo vantaggio, e magari riuscire a sfruttare l'aiuto dei cartaginesi per sconfiggere definitivamente il pericolo spartano. Allora io direi di iniziare questa bella trattativa di guerra. Intanto il nostro ragazzone con Elmo è onorato di ricevere questa ambasciata, però amico mio, vediamo di dichiarare guerra al nostro grande ragazzone. Possiamo chiedere l'aiuto a 4 popolazioni diverse, ma io vorrei più un accordo, come dire, una sorta di aiuto da parte della Libia. Anzi, prima di fare una cosa del genere, vediamo di essere sicuri. Allora, torniamo un attimo alla nostra mappa conquista. Neopolis appartiene a Sparta, va bene. Nel sud Brindisi appartiene a Sparta e Roma, va bene. Avremmo ragazzi le porte aperte per conquistare definitivamente tutta l'area italica, che va dall'Abruzzo fino alla Calabria e all'attuale Puglia. Quindi dobbiamo cercare un particolare aiuto in Cartagine. Magari potremmo arrivare anche a Siracusa, però dobbiamo stipulare prima un'alleanza con Cartagine. Allora, Cartagine è determinata ma inaffidabile, questo bamboccio qui è un pochino inaffidabile, quindi una bella alleanza militare è ben accetta, ok, hanno accettato il nostro termine principale, e adesso potremmo anche tornare un attimino indietro, stipulare con loro un accordo commerciale se non ce l'abbiamo già, eccolo qua, che ci darà ben 363 monetine, perfetto, loro importano tutto da noi praticamente non importiamo niente da loro, perché sono una sorta di popolazione spostata verso nord, poiché sono stati sfrattati dal loro territorio. Va bene. Per quanto riguarda la nostra guerra con Sparta, vedremo di iniziarla proprio adesso, ragazzi. Allora, dichiariamo guerra, vediamo un pochettino, e chiediamo aiuto a tutti, anche a Cartagine, vediamo chi risponderà. Siamo affiancati da tutti, ma siamo entrati anche in guerra con gli RDA, che si ritrovano nell'Illiria, da queste parti. Quindi, ragazzi, la situazione si fa abbastanza complicata. Io direi anche di stipulare un attimino una bella alleanza con i Reti, se ovviamente vogliono farlo. Abbiamo una possibilità di successo molto bassa, però tentar non nuoce, alleanza militare successo bassa, come ovviamente mi immaginavo. Vediamo se invece, no scusate, cambio un'idea con un bel pagamento, un bel vino di classe, amici miei. 10.000 monete potrebbero farvi comodo. Ovviamente i Reti non intendono fare una cosa del genere, quindi va bene. Però ragazzi, attenzione, che gli Elvezi non solo si ritrovano quindi da queste parti. È importante ragazzi, prima di iniziare a combattere, lo so che le battaglie vi piacciono tantissimo, però prima di iniziare a combattere bisogna vedere dove si va a combattere e come si combatte, altrimenti le battaglie sono sicuramente perse prima di cominciare. Allora, vediamo un po', gli Elvezi si ritrovano quindi sia in questo territorio italico che, allora, ragazzi, qua la situazione è complicata però, perché gli Elvezi si ritrovano anche da queste parti, nella attuale Reti e Noricum, quindi date un'occhiata, hanno anche come alleati i Reti.
e quindi non lo so fino a che punto ci convenga, perché i reti ovviamente, voi lo sapete ragazzi, sono abbastanza amici con gli elvezi, sono amici secolari, quindi sicuramente li seguiranno in guerra. Quindi per adesso concentriamoci nel sud. Allora, abbiamo dichiarato guerra a Sparta, concludiamo la guerra, vediamo di dichiarare immediatamente guerra, una bella battaglia alla nostra cittadina principale, con appunto solo 300 uomini, neanche ragazzi 300 uomini, cercano di difendersi. Un bel assalto automatico farà conquistare decisamente la cittadina. Attenzione, il colpo allo stomaco lanciato direttamente al tappeto. Ok ragazzi, vediamo se possiamo finalmente conquistare la cittadina, vittoria decisiva, occupiamo la città. Bene, allora abbiamo soffiato da sotto il naso la cittadina di Napoli, appunto a Cartagine, che si ritrova con le sue imbarcazioni fuori. Però ragazzi, date un'occhiata quante imbarcazioni e come sono avanti i cartaginesi nella cultura appunto nautica, marina. Guardate un po', Eptere con torre pesante, Dire con calderone, queste sono navi incendiarie, Dire d'assalto, baliste, cioè hanno una grande potenza navale che potrebbe farci comodo. Va bene, allora con questa unità vedremo di rinfocillare la cittadina di Napoli. Allora, abbiamo un altare di Mercurio che dà ordine pubblico. Mercurio, vediamo di lasciarlo un attimino perdere e convertiamolo in un bel altare di bosco di Rosmerta, come ben conoscete. L'altare di Minerva lo convertiremo invece in qualcosa che ci vediamo un po'. Io direi di lasciare per adesso un solo edificio per l'ordine pubblico, e mentre creare un bel porto proprio britannico e ovviamente anche un bel villaggio barbarico. Va bene, per quanto riguarda questa cittadina ce l'abbiamo fatta. Adesso la situazione si fa un po' più complicata, perché siamo proprio circondati, scusate, eccoci qua, da Roma. Potete vedere che abbiamo particolari problemi, quindi vediamo di assassinare qualche bel generale con maledizione ancora. Vediamo una bella soppressione militare, vediamo di disturbare, ostacola il potenziale corpo a corpo. Va bene, anche assaltare potrebbe essere interessante, però la dimostrazione di forza è la abilità più adatta. Vediamo un pochettino. Ferito, il tuo agente è stato ferito. Vabbè, meglio che te ne vai ragazzo mio in infermeria. Sei proprio un fallito, è inutile che rimani qui in guerra, perché proprio non sei buono a nulla. E intanto vediamo di calcolare. Io direi ragazzi di fortificare questo nostro esercito intorno a questa zona, per attendere l'aiuto delle nostre unità che provengono da sud. Eccole qua, da nord. Vediamo di farle approdare proprio nelle vicinanze. Vediamo se possiamo approdare. Ah no, no, perfetto, approdiamo proprio vicino al Vesuvio, va bene. Gli faremo un bel giro, attraversiamo Ercolano e Pompei e arriviamo direttamente verso le nostre unità principali. Cerchiamo di offrire supporto e tentiamo quindi di bloccare Roma, appunto, secondo diversi confini. Benissimo, allora possiamo ragazzi adesso avanzare, però intanto il volere di Andraste lo conduciamo nuovamente nella nostra città di Velatri per aumentare l'ordine pubblico, e attendiamo quello che accadrà nei prossimi turni. Va bene, attendiamo. Eccoci ragazzi, potete ben notare che siamo nel 147 a.C., gli Elvezi dichiarano guerra a Sparta proprio con un bel messaggio di guerra, e innanzitutto possiamo notare che la popolazione proprio dell'Italia è incoraggiata, la gente è soddisfatta, felice, guardate un po' ragazzini che giocano, vecchietti che si scambiano appunto otri di vino, e quindi popolazione incoraggiata, crescita fiscale, anche crescita demografica, ottimi risultati. Una fazione però si unisce alla guerra, Reti si è unita alla guerra, potrebbe essere in cerca di guadagni facili, spese, potrebbe appoggiare gli alleati. Forse ragazzi questa è la nostra occasione per ottenere il supporto dei Reti. Allora vediamo quello che possiamo combinare. Sono in guerra con Roma, quindi forse ce li possiamo tirare in guerra. Allora ovviamente non credo che accettino adesso un'alleanza militare, però forse vediamo un pochettino se possono partecipare alla guerra. Momento in un conflitto puoi usare quest'opzione per chiedere a una Perfetto, fazione... amica mia, lo so che sei sempre accanto alla mia spalla e mi aiuti come una sorta di pappagallino, però vediamo se riusciamo a condurli nella guerra contro Sparta. Ovviamente la possibilità è bassa, però era una mia prova proprio personale. Intanto abbiamo anche, vi ricordo, un patto di non aggressione che dura da parecchi anni. Il patto di non aggressione migliora leggermente le relazioni diplomatiche e un accordo commerciale, quindi sicuramente non avremo grandi problemi. Mentre un'alleanza difensiva, niente, proprio questi ragazzoni sono intransigenti sulle loro decisioni e non vogliono far nulla. Allora ragazzi, la situazione non è molto tranquilla. Allora vi ricordate che avevamo appunto delle unità che erano proprio in vantaggio? Abbiamo quindi dei problemi. Due imbarcazioni spartane, le teste dell'Idra e gli artigli dell'oceano, minacciano appunto le nostre tre città principali. Quindi intanto dobbiamo distruggere queste dannate truppe romane. Allora vediamo di utilizzare la nostra modalità normale e cerchiamo di attaccare la legione principale in modo tale da
distruggerla. Però ricordiamoci anche che dovremmo conquistare Cosenza, quindi intanto vediamo di fare una cosa alla volta. Avanziamo da questa parte con le spade del potere e ovviamente gli uomini avversari cercano di fuggire. Vediamo se possiamo distruggere invece le ultime unità. Sono proprio costrette a fuggire verso la parte più distante. Vediamo se possiamo adesso contrattaccarli in maniera proprio concreta. Ok, eccoci arrivati, abbiamo circa 2200 unità contro proprio un mucchietto di unità avversarie. Abbiamo proprio una vera e propria forza dalla nostra parte, possiamo risolvere automaticamente la battaglia in modalità aggressione, proprio fantastica. E allora vediamo un pochettino, un bel calcio nelle parti basse, atterrato appunto il soldato romano, questo bel legionario, e mandiamolo quindi al tappeto. Abbiamo perso pochi uomini, appena 400, però dobbiamo adesso cercare di concretizzare la nostra voglia di conquista. Allora, una bella occupazione e una bella proprio battaglia campestre nei riguardi di questa bella cittadina di Cosenza. Questa, ragazzi, sarà una bella battaglia che combatteremo. È da un po' di tempo che non combattiamo qualche battaglia, però questa è una battaglia abbastanza equilibrata. L'avversario ha circa 1600 uomini con generali di tutto rispetto, mura dalla propria parte, e quindi, ragazzi, è una bella battaglia da combattere proprio in questo territorio italico nel 147 a.C. se non sbaglio. Adesso vedremo con più precisione. Bene, vediamo di lanciarci. Allora, un bel assalto concreto, ragazzi, molta concentrazione. Abbiamo i vincitori di Obrauco, voi li conoscete già da molto tempo, quindi sicuramente sapete come combattono, come pensano i loro generali. Sicuramente abbiamo anche un'ottima quantità di onagri pesanti che cercheranno di gettare a terra le mura avversarie. Però, ragazzi, gli vincitori di Obrauco non sono neanche così tanto prestazionali. Abbiamo solo degli umili combattenti con spada e degli umili proprio uomini di leva. Eccoli qua. L'esercito più importante è quello che appunto abbiamo condotto nella battaglia automatica precedente, che abbiamo in pratica dei soldati veri e propri armati di scudi e somigliano un pochettino più a dei pretoriani più che dei soldati appunto barbari. Però intanto eccoci qua, la giornata è molto tranquilla, ci ritroviamo quindi nella regione, appunto nella cittadina di Cosenza. Addirittura il meteo è positivo e abbiamo anche un territorio adatto alle nostre condizioni di guerra, anche se non c'è la neve, i nostri uomini sono adatti al combattimento sulla neve. Però ecco appunto i nostri onagri britannici, vediamo un pochettino che portata hanno. Allora, un onagro britannico ha questa portata più o meno, circa vediamo un po', 350 metri di portata. Va bene, con la nostra unità d'attacco, la nostra unità d'assalto, procederemo su questo fronte. Questa disposizione dell'esercito mi piace tanto, però il generale io lo porterei un attimino indietro e qui lo sostituirei con una truppa di spada. Benissimo, quindi quest'altra truppa di lancia, uomini liberi di leva, li metteremo per adesso in prima linea come carne da macello per evitare particolari attacchi della cavalleria. Qui un'altra unità di attacco, altri uomini di leva ce ne sono da questa parte, va bene, per proteggere il fianco. Allora, vediamo di organizzarci. Questo esercito completo verrà tutto selezionato sotto un unico gruppo. Benissimo, le cavallerie in due gruppi separati, appunto come le potete ben vedere, anzi no, io le condurrei tutte dal lato destro, in modo tale da essere più omnicomprensivi sulla mappa. Ok, allora, bene, siamo pronti per il combattimento, ragazzi. Intanto vediamo di scaldarci un pochettino le mani e portare gli onagri proprio a combattimento, a capacità di tiro. Allora, avanziamo, il nostro esercito è decisamente occultato dalle montagne circostanti, montagne appunto della nostra cara Italia. Vediamo di avanzare anche con le nostre unità di attacco per dare un'occhiata all'esercito avversario. Possiamo lanciare esclusivamente... I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Attenzione, rinforzi nemici proprio dalle retrovie, ragazzi, anzi retrovie, attaccano da est, eccoli qua, vediamo un po', eccoli qui, cavallerie, secondo taurogo generale, guardia del corpo. Allora, sono cavallerie molto interessanti, però mi devo assicurare, ragazzi, che abbiamo solo queste unità da questa parte, quindi intanto avanziamo con tutto il nostro esercito. Le nostre cavallerie vedranno un pochettino di dare un'occhiata da queste parti. Attenzione, attenzione, fermi con il nostro esercito principale, ritroviamo davanti a noi delle leve che appunto entusiaste avanzano sul campo di battaglia, cavallerie pronte da questa parte. Allora, vediamo se i nostri onagri possono far fuoco immediatamente. Pronti al fuoco, ragazzi, vediamo di far cantare appunto le nostre pietre. Eccole che appunto fanno fuoco immediatamente. Vediamo un pochettino, non colpiscono nessuno, anzi qualcuno l'hanno beccato. Allora, colpiamo immediatamente da questa parte, ragazzi, colpiamo, i nostri uomini stanno per fare fuoco. Precisamente, ragazzi, mi piacerebbe farvi vedere la modalità appunto combattimento avanzato, ovvero la nostra modalità cinematografica. Intanto una pioggia di pietre va a colpire decisamente le leve che fiduciose avanzano verso
la parte principale. Attenzione, vediamo un pochettino se possiamo adesso spingere con i nostri uomini al di sotto della montagna. Forse ci siamo messi in una posizione un pochettino strana. Vediamo di continuare, ecco che i nostri uomini continuano a far fuoco. Vediamo di procedere e di schiacciare il nemico. Attenzione alle nostre cavallerie, teniamole sempre ben fitte. Attenzione, i nostri grandi frombolieri stanno cominciando a far fuoco. I nostri onagri anche presenti. Vediamo un pochettino da questa parte, modalità fuoco avanzato, ragazzi, fuoco avanzato. Benissimo, le nostre cavallerie stanno preparando appunto l'attacco. Vediamo da questa parte altre lance, come avevo appunto predisposto. Vediamo di condurle appunto in avanti e avviene lo scontro. Il nostro generale è sotto attacco. Il nostro generale sta appunto procedendo. Vediamo se possiamo condurlo immediatamente in guerra. Benissimo, attenzione che abbiamo delle fanterie molto più prestazionali delle nostre. Attenzione se con le nostre cavallerie potremmo dirigerci immediatamente da questa parte per schiacciare le unità avversarie. Attenzione, il nostro generale forse un pochino in difficoltà. Vediamo di condurlo immediatamente in attacco. Attenzione all'attacco del nostro generale. Vediamo se possiamo decisamente condurre tutte le nostre unità in avanti. Forza ragazzi, non vi fermate, cacciatore di teste, nostra abilità principale. Gli onagri stanno facendo fuoco. Sta volgendo il nostro Perfetto amici miei, vediamo di combattere. Spezziamo immediatamente le dannate spade dei romani. Forza che ce la facciamo, eccoci proprio nel mezzo della nostra battaglia. Avanti, gettiamoli a terra. Attenzione, i legionari romani, ecco i nostri uomini che stanno cercando di procedere. Vediamo da questa parte, sbaragliamoli. Continuiamo, ancora onagri pesanti che cercano di indebolire le difese avversarie, distruggendoli definitivamente fino alla morte. Attenzione, il nostro gruppo principale di uomini sta continuando a spingere l'inseguimento dei nostri lancieri appunto da questa parte. Le nostre cavallerie sono un pochino in difficoltà con questa unità di soci straordinari che sono appunto risoluti, capiscono che la battaglia non è più a loro favore e ancora continuano le nostre principali macchine d'assedio. Eccole qua, vediamo un pochettino ragazzi, pronti al fuoco, ed eccono che partono le pietre verso l'alto. C'è qualche condor, non hanno mai assaggiato appunto un generale romano. Vediamo di metterli definitivamente a tacere. Attenzione alla carica appunto dei nostri uomini, vediamo se di dietro possiamo attaccare con la nostra unità. I nostri uomini vacillano. Attenzione, attenzione, le nostre cavallerie, i nostri cavalieri perdono qualcosa nei riguardi di questi dannati soci straordinari. Ok ragazzi, vediamo di gettarli immediatamente al tappeto. Sono legionari, ecco perché non andavano giù, maledetti. Ok ragazzi, vediamo di continuare. I nostri grandi frombolieri, vediamo se possiamo buttarli a terra. Maledetti, eccoli qua, stanno per cedere. Benissimo ragazzi, cerchiamo di evitare di far fuoco qua sopra, scusate, perché altrimenti uccideremo i nostri uomini. Benissimo, non ce n'è bisogno. Ok, siamo riusciti a ottenere una splendida vittoria ragazzi. Il nemico non è riuscito neanche a capire quello che stava succedendo. Per me ragazzi ha sbagliato l'avversario a procedere con tutta questa decisione proprio verso di noi. Noi eravamo con le armi d'assedio, è giusto che l'avversario avanzava, perché con le armi d'assedio se si sta fermi è ovviamente un errore madornale e la sconfitta è già predisposta. Per una battaglia molto rapida l'ho combattuta perché i numeri erano abbastanza equilibrati, però c'erano anche le armi d'assedio che ve le volevo far vedere e appunto hanno fatto anche loro qualche uccisione. Se non sbaglio hanno ucciso 45 uomini, 103 uomini, quindi un paio di unità, un intero schieramento l'hanno buttato a terra. Molto bene, allora abbiamo definitivamente ucciso questo ultimo generale romano. Benissimo, vittoria decisiva. Bene, abbiamo perso solo 269 uomini e occuperemo la città in un batter doppio. Benissimo, allora abbiamo ottenuto anche un ottimo grado per il nostro generale e purtroppo per l'impero romano sono riusciti a perdere anche l'ultima provincia appartenente a loro stessi. Bene, Roma non sarà più un problema per qualche turno, le nostre spade del potere sono piene di vita, hanno guadagnato addirittura un altro punto di autorità per il loro generale, addirittura anche il nostro vincitore di Obrauco ha guadagnato un altro punto di autorità e sicuramente questo è stato un ottimo colpo per quanto riguarda il nostro grande impero icenico, perché adesso, avendo ottenuto definitivamente anche una parte della Magna Grecia, che ovviamente comprende anche Brindisi, credo, vediamo un po', sì, eccola qui la cittadina di Brindisi, che conquisteremo a breve ragazzi, sicuramente all'interno del prossimo gameplay, perché adesso io sicuramente voglio, invece di, allora potete vedere, allora voglio fare un pochettino di differenze. Allora, visto che adesso siamo un pochettino più tranquilli, abbiamo addirittura gli ippocampi alati da queste parti che potrebbero eliminare definitivamente le unità romane qui intorno, vorrei attendere qualche turno prima di attaccare Brindisi, perché siccome ci sono delle cinte murarie io vorrei invertire i vincitori di Ubrauco con appunto le spade del potere. Visto che sono legato affettivamente ai vincitori di Ubrauco, trasferiremo qualche unità d'elite come il gruppo di soldati con spada, vediamo un pochettino, e il gruppo di lancieri scelti, anche gli schermagliatori britanni, e sostituiremo qualche unità per portare quindi gli onagri pesanti, lasciare gli onagri pesanti da questa parte, sostituire qualche unità per assediare appunto Brindisi con i vincitori di Ubrauco e gettare a terra queste dannate mura molto più rapidamente. Bene,
Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Come potete ben notare, a Napoli adesso abbiamo la possibilità di costruire finalmente un nuovo centro agricolo per appunto la nostra cittadina. A Roma vediamo adesso di condurre qualche attività appunto per l'aumento per l'aumento ovviamente della nostra attività commerciale. Vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Allora, ricchezza derivante dall'agricoltura e dal bestiame, il mercato degli schiavi potrebbe essere molto favorevole alla nostra popolazione, però io credo che la tenuta del capotribù è la migliore, perché dà sia ordine pubblico, dà esperienze ai nuovi campioni e anche nuove attività culturali. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay. Siamo riusciti a ottenere il controllo non solo della cittadina di Napoli molto rapidamente, ma siamo riusciti a sbarazzarci di tutte le legioni romane nelle circostanze. Allora, la battaglia ragazzi non è finita, abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è ancora molto come dire, ancora molto difficile da combattere. Dovremmo affrontare una strada molto tortuosa, perché Sparta è un avversario molto degno di sé, non è in difficoltà, è in pieno splendore, e quindi sicuramente queste due flotte ci daranno fastidio da queste parti, e vedremo quello che potremo combinare. Intanto da queste parti, credo nella nostra Spagna, svincoleremo a breve la nostra flotta navale. A breve appunto verrà svincolata. In 2 turni vediamo di completare ancora di più la nostra unità principale di assalto con altri incursori e soprattutto altre leve d'assalto. Va bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del nostro prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi.